pomeriggio e ben trovati, il nostro Sicilia 24 Focus. Oggi è quanto mai un appuntamento di servizio. Perché? Perché oggi torniamo a parlare di quello che è stato il decreto Salva Casa 2024 diventato legge, e dunque abbiamo tante novità da raccontarvi, tanto da sapere su quello che certamente si propone come una opportunità per tutte le persone che vogliono mettersi in regola, vogliono sanare delle situazioni sanabili. Cercheremo di capire che cosa la nostra regione nell'atto, diciamo, complessivo del recepimento di questa legge permetterà di fare al cittadino, e per questo io ho invitato nuovamente la persona più competente che conosco, che è l'ingegnere Biagio Bisignani, direttore dell'ufficio di urbanistica della città di Catania, del comune di Catania. Ben trovato. Buon pomeriggio, grazie. La gatta da pelare diventa sempre più, come dire, brutta, mettiamola così, perché certamente sono tantissime le persone che in questo periodo si stanno rivolgendo ai vostri uffici per avere lumi su quello che si potrà o non si potrà fare. Partiamo da lì. Ci rivolgiamo al nostro pubblico, ingegnere, e come sempre cerchiamo di dare delle risposte quanto più possibile chiare in quella che sembra essere la panacea per una vera e propria sanatoria, ma che in realtà però nasconde del si può fare e dei non si può fare. Vogliamo cominciare a capire che cosa si può fare? Certo, è estremamente difficile e complesso, perché già noi addetti ai lavori, insomma, abbiamo trovato delle resistenze nello studio proprio che abbiamo fatto, ma ancora oggi alcuni uffici, a partire dall'ANCE, ma voglio dire alcuni focus sono stati fatti, e chiaramente queste critiche, ma soprattutto questi limiti alla legge li abbiamo riscontrati. Noi dobbiamo distinguere diciamo due grandi famiglie, perché noi siamo, la Sicilia è una regione a statuto speciale, e per quanto riguarda tutte le leggi che si rivolgono al territorio e alla trasformazione del territorio, chiaramente devono essere recepite, modificate, implementate da quello che è il nostro governo regionale. Allora, queste due famiglie, appunto, ci riferiamo all'ambito nazionale, quindi la legge è un decreto che è stato convertito in legge con legge 105 del 2024, e che nella conversione chiaramente ha avuto dei momenti, diciamo così, di sussulto, no? Perché hanno apportato ulteriori e notevoli modifiche. In un primo momento sembravano un po' semplicistiche, ma poi in realtà abbiamo visto che sono notevolmente, approfondendo, danno delle notevoli cambiamenti al decreto iniziale. Intanto dobbiamo dire che non tutti gli articoli possono essere recepiti in Sicilia, ma questo non perché lo diciamo noi del comune, ma perché c'è una circolare della regione siciliana, ancorché, voglio dire, la regione, i giuristi, gli avvocati, posso dire sì, è una circolare, chiaramente non è una legge, pertanto la circolare è un atto di indirizzo, mica può determinare se un articolo è recepibile oppure no. Poi questo chiaramente dipende da chi determina appunto un giudizio o meno. Però è chiaro che noi in questo momento, con la circolare 2 del 2024 della regione siciliana, firma del nuovo assessore appena eletto assessore, e il dirigente generale Beringheli, ha determinato che l'articolo 6, l'articolo 10, l'articolo 32, 34, 34 ter, 36 e 36 bis non sono applicabili in Sicilia. Possiamo allora un attimo, io la blocco. Allora, dico alla mia regia, mandiamo invece l'altra scheda rispetto a quella che vi avevo indicato, le cose non applicabili che ha in questo momento elencato l'ingegnere Bisignani. Eccolo qua, lo facciamo a pieno schermo, sì, e facciamo leggere al nostro pubblico quelli che sono gli articoli non applicabili, perché sì, per lei sono numeri facili da ricordare. Per il nostro pubblico a cosa corrisponde? Cosa non è applicabile? Partiamo da là. Il primo di tutti era, tra l'altro, una questione che tutti aspettavano, insomma, i cittadini, era l'articolo 6 relativo, diciamo, alle cosiddette VEPA, vetrate panoramiche, no? E le vetrate panoramiche che vengono inserite con una definizione da questa nuova norma, prima dal decreto e poi dalla nuova norma, ma non sono immediatamente recepibili in regione siciliana, perché proprio questa definizione, lo stesso articolo 6, perché noi ricordiamo che la nostra legge 16/2016 recepì in toto il 380 del 2001, il testo unico per l'edilizia
con l'articolo 1 lo recepì in toto, a meno di alcuni articoli che li modificò. Ecco, uno di questi è proprio l'articolo 6 che non può essere recepito direttamente. E quindi le VEPA, le cosiddette vetrate panoramiche, che in un primo momento si pensava essere immediatamente diciamo così, attuabili, sanabili o comunque fattibili in edilizia libera, improvvisamente questo non è possibile più farlo, assieme anche alle cosiddette pergole diciamo bioclimatiche o comunque tipi morfologici di questo tipo. Non è aggirabile questa cosa, adesso dico una brutta cosa, però dico questa non fa parte anche di quelle strutture non permanenti, o mi dica se poi è errato il modo di chiamarle, che in qualche modo invece potevano essere sanate, cioè viene spazzato via quell'articolo, quella possibilità. Come ben dice lei, dottoressa, la problematica è questa, che la regione siciliana aveva già legiferato in tal senso. Sì. Per altre strutture che si chiamavano strutture precarie. Ecco. E pertanto comunque in regione siciliana, a Catania, potrebbero essere fatte in ogni caso le strutture precarie con dei limiti che sono quelli relativi a quella legge specifica. Quindi 50 per esempio, metri quadri. 50 metri quadrati, per quanto riguarda se sono diciamo delle tettoie, devono avere delle considerazioni con delle limitazioni specifiche su elementi di congiunzione tra un corpo e l'altro, non possono essere su strada principale, insomma ci sono tutta una serie di limitazioni che però non limitano la VEPA, che è comunque una struttura precaria. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo il primo fra tutti è appunto questo articolo 6 che tutti aspettavano, ma soprattutto si aspettavano anche per il nuovo inserimento della norma, perché la norma, la 105, inserì in più nel decreto, nella legge di conversione, anche fece apparire queste diciamo pergole bioclimatiche che prima non erano state considerate, con alette mobili, con alette non mobili, apribili, chiudibili, con paramenti verticali o meno. E quindi tutti erano lì messi, diciamo, ma guarda le vetrate, quindi le possiamo anche fare perché la parola bioclimatica no, fa pace anche con altri concetti. Con altri concetti sul risparmio energetico, con la transizione green, quindi eccetera. Poteva passare. E quindi in un certo senso si aveva questa apertura, ma improvvisamente sappiamo che leggendolo con queste definizioni per noi diventa un limite, quindi anche sotto il profilo burocratico, amministrativo, in base ai progetti come si presentano, chiaramente noi abbiamo delle difficoltà. Poi l'altra cosa importante è l'articolo 10, gli interventi subordinati al permesso di costruire, perché venivano semplificati una serie di interventi che anziché andare a permesso di costruire potevano essere semplificati in SCIA o addirittura in CILA, e siccome noi l'abbiamo modificato questo articolo 10 nel nostro testo unico del 380, purtroppo tutto quello che è scritto nella legge convertita di conversione non possono essere applicate. Il problema qual è? Dice sì, ma quali sono e quali non sono? Ecco, se io ogni tanto ci penso, no? Se dovessimo noi inserire tutti i dati in un'intelligenza artificiale per poter dire ma sulle leggi urbanistiche ed edilizie, no? Questa cosa si può fare oppure no, io sono sicuro che ci darà come responso ma problema irrisolvibile, perché sono talmente tante i parametri, ma soprattutto le variabili, che a volte anche noi abbiamo difficoltà a poter definirlo. Perché? Perché sono delle fattispecie uniche, un ampliamento che possa andare in permesso di costruire oppure in SCIA, oppure delle modifiche interne che possono essere dichiarate semplicemente in CILA, ma invece in realtà dovrebbero andare in SCIA perché hanno tutta una serie di pareri ulteriori. Questo lo si può verificare soltanto minuziosamente, caso per caso, vedendo che cosa ci richiede l'utente. Allora, siccome il nostro tempo è terrificante da questo punto di vista, abbiamo diciamo fatto i due punti che sono forse i punti principe, no? Sì. Nel senso, ciò che si attendeva con maggiore frequenza, no? Perché poi nella casistica lei sa bene quelle che sono le richieste maggiori da parte dell'utenza. Sì. C'è qualche altro punto tra gli articoli non applicabili che desterà maggiore sconforto nel nostro pubblico? Su quelli, pensiamo a quelli che chiamano di sanatoria, l'articolo il 34 ter e il 36, che sono relativi a ciò che è possibile sanare, alle procedure di sanatoria, ai tempi e anche ai pagamenti delle oblazioni. Questa in questo momento in Regione Siciliana, così per come prescrive la circolare 2, attenzione poi se c'è un contenzioso al TAR,
Questo poi bisognerà verificarlo di volta in volta, se dovesse esserci un contenzioso, se il TAR, se i giudici la circolare la sostengono come un elemento fondante per una norma specifica, oppure la circolare la intendono solo di indirizzo. Però in questo momento, per esempio, il 34 ter e il 36 relativo alle pure sanatorie, cioè agli accertamenti di conformità, alla doppia conformità, alla conformità semplice, alle oblazioni, quanto pagare, il doppio, il triplo, pagare oppure da un minimo a un massimo, queste qua purtroppo ad oggi, così come sono specificate, non possono essere direttamente applicabili, se non vedendo con delle modifiche opportune. Allora, la blocco subito, sì, perché io volevo insomma riservare nella seconda parte, dopo la pubblicità, le domande del pubblico, però siccome è proprio in tema questa che arriva, le dico, ci scrive un signore o una signora, non ho visto bene, però dice: sono bloccata, quindi una signora, per l'acquisto di un immobile, proprio perché ancora questa legge non è stata recepita dalla Regione. Il mio caso riguarda l'articolo 36 che lei ha citato del testo unico dell'edilizia, che riguarda la doppia conformità di un immobile del dicembre 1966, e il notaio non fa l'atto se non prima ho la concessione edilizia nuova. Sapevo che con questa legge io, acquirente, se accetto la situazione, posso acquistare lo stesso. E ahimè dice una verità, perché questa nuova legge in sostanza dà anche un nuovo regime di legittimità degli immobili. Sì. Sposta anche una data, insomma, dà una data che è la data spartiacque, che è il 77, la legge Bucalossi, e dal 77 indica cosa possibile rendere legittimo antecedente al 77 e con quali modalità. È chiaro che in questo momento siamo in una grande difficoltà a poterla interpretare, però devo essere sincero, io non so qual è la fattispecie che la signora ha, diciamo, necessità di risolvere, ma è probabile che, se non lo so, chiede un appuntamento in ufficio, è probabile che il suo abuso, oppure l'elemento che lei ritiene abusivo con la doppia conformità o insanabile, è probabile che con un ex articolo 12 o con un ex articolo 14 della legge della 206, della nostra 16/2016, potrebbe essere superato. Però ribadisco, questi sono fatti che dobbiamo accertare di volta in volta, perché di solito si generalizza, no? Sì. Perché nel grande ci sta anche il piccolo, sì. Quindi chiaramente la signora dice: ma io, se ho il nuovo titolo abilitativo, chiudo la partita, tanto lo posso fare perché la legge me lo permette. Però non è detto che non lo possa fare se si analizza bene la sua fattispecie. Allora, chiudiamo con il non applicabile, se c'è un altro punto nodale, poi andiamo subito al passaggio successivo. No, ritengo che questi sono le cose più importanti. Allora, ce la facciamo in un minuto a proprio puntellare l'applicabile, perché le dico già adesso, io vorrei dare spazio al pubblico perché ci sono veramente tanti quesiti. Sì. Ma guardi, la cosa più importante che adesso tutti possono fare è il recupero abitativo con le nuove norme. Il recupero abitativo, ovvero i sottotetti, i famosi sottotetti, e le deroghe delle altezze dei sottotetti. Cosa vuol dire? Questa è la cosa più importante, cioè un sottotetto che una volta aveva un'altezza minima che non soddisfaceva quella che poteva essere l'abitabilità, oggi con la deroga 2,40 è possibile renderlo abitabile. Ma questo perché? Perché la norma è estremamente chiara. Questo è per evitare il consumo di suolo, cioè dice, anziché andare a costruire ulteriori fabbricati, perché vi è una necessità familiare di ampliare la famiglia, oppure di solito da noi è molto sovente che un figlio si sposa e allora va ad abitare in un piano attiguo a quello della famiglia, e allora chi ha dei tetti non abitabili potrebbe renderli abitabili con queste caratteristiche che sono agevolative. Poi ce ne sono altre, che per esempio è il cosiddetto 9 bis, articolo 9 bis, nel reperimento della documentazione amministrativa per poter rendere legittimo un immobile. Ecco, finalmente è stata fatta un po' più di chiarezza. A volte si fa un passo indietro, a volte si fa un passo in avanti, però è chiaro che tutti gli immobili al di là del 1967 o per esempio con accatastamenti di primo impianto possono essere dichiarati legittimi con delle autocertificazioni. È chiaro che lì però hanno addossato al comune una responsabilità maggiore, cioè gli uffici che prima invece potevano anche non fare questa verifica
dovrebbero fare la verifica d'ufficio affinché i titoli abilitativi precedenti, quelli storici, ci siano e sono legittimamente definiti. Questo diventa un grosso problema per un ufficio che a volte non ha, non solo il Comune di Catania, ma stiamo parlando di tutti, che non hanno il personale diciamo nel numero sufficiente a poter disbrigare tutta questa diciamo, quantità enorme. Di pratiche che possono venire. Poi un'altra questione che è estremamente importante è la definizione dell'agibilità, l'articolo 24, che anche da noi è ormai attivo in tutto e per tutto. Cioè finalmente si è fatto anche diciamo chiarezza su come la scala segnalazione certificata di agibilità possa essere attuata e viene fatta una declaratoria proprio sulla documentazione, su come presentare, chiaramente poi ci vorranno una modulistica idonea a poter supportare anche questo tipo di attività, che è cosa che ancora non abbiamo noi in Sicilia purtroppo attuato. Altra cosa importante, non per ultimo, sono le tolleranze costruttive. Certo. Le tolleranze costruttive che permettono di sanare in maniera automatica tutta una serie di diciamo così, attività che durante la costruzione del fabbricato è stato necessario o per volontà diverse o è stato necessario anche a volte per necessità costruttive in cantiere. E allora le tolleranze che variano da un 2 a un 6% rispetto al tipo di metratura, rispetto al tipo anche diciamo così, di misura da rispettare, ci sono diversi casi. Io sono sempre contrario alla far proliferare la casistica, perché quando ci sono diversi casi che devono incrociarsi è difficile poter fare un'analisi diciamo semplice, però questa è stata la legge e questa insomma dobbiamo interpretare. Sì. Ci fermiamo per una pausa, poi torniamo perché vorrei un attimo fare una chiosa su quello che è il valore di questa circolare. Va bene? Ne parliamo tra poco al rientro. Tornati in studio con Sicilia 24 Focus, tutto dedicato oggi a questa legge salva casa che ha bisogno ancora di chiarimenti e ne ha bisogno a ragion veduta ingegnere Bisignani, perché chiaramente lo sappiamo, il recepimento da parte della Regione Sicilia è fondamentale, no? Rispetto all'applicabilità o non applicabilità dei principi sanciti da questa legge, e abbiamo parlato del fatto che esiste una circolare che è stata firmata. Adesso cerchiamo di capire, la circolare non fa legge, ma è un orientamento evidentemente. Questo cosa significa? Che attendiamo una votazione di questo orientamento perché sia legge e quindi applicabile, oppure già possiamo in qualche modo identificare in questa circolare il modus operandi e quindi muoverci di conseguenza? E se non è così, non si andrebbe incontro, se ci fossero dei cambiamenti sostanziali, a tanti problemi, no? A tanti contenziosi? Ma la questione è seria. Anche perché quando si parla di circolari della regione siciliana è chiaro che stiamo parlando di un ente che ha possibilità ad emanare queste circolari, certo, che sono atti di indirizzo fondamentali, ha un assessorato e un assessore regionale che chiaramente nel suo compito e nelle sue funzioni ha anche l'obbligo di poter, diciamo così, coordinare la materia all'interno con il suo dirigente generale. E quindi noi di solito parliamo di questi enti senza che loro siano presenti, no? Noi di solito discutiamo senza avere lì in prima persona la persona che realmente, l'ente che realmente fa questa attività. Quindi a volte andiamo anche oltre le nostre attività di sintesi, ecco. E poi d'altro canto poi abbiamo anche che cosa? Gli organi di controllo, il tribunale amministrativo, eccetera, eccetera. Allora, in che cosa consiste la diatriba? Noi abbiamo una legge regionale che è una legge chiaramente sul testo unico dell'edilizia che ha recepito, dopo 16 anni, ha recepito il testo unico
nazionale ha impiegato 16 anni per recepirlo e quindi in 16 anni noi abbiamo avuto grosse difficoltà. Per contro la legge nazionale, il decreto che dà degli indirizzi di tipo territoriale, cioè a carattere di tipo generale, e quindi qualcuno a ragion veduta dice sì, però sono principi generali e i principi generali vanno applicati anche alle regioni a statuto speciale. Certo. Non è che abbiamo cittadini di serie A e cittadini di serie B. Okay. Però in questo la circolare ci viene in aiuto. Ora, dobbiamo andare a vedere qual è la fonte normativa per ogni singolo strumento che viene applicato. La circolare chiaramente dovrebbe essere un atto di indirizzo. Quindi dagli indirizzi dice insomma comuni, muovetevi in questo modo piuttosto anche che perché voi quest'altro. dovete già muovervi, cioè Certo, potete già farlo, non è che dobbiamo aspettare necessariamente. Ecco. Ma noi, proprio perché stiamo all'interno di una struttura amministrativa che è gerarchica, se vuole, dal punto di vista verticale, no? La regione che determina una linea guida, i comuni che ne determinano altre, io non me la sento di dire che i comuni debbano indicare che la circolare insomma sia un atto indicativo, però facciamo quello che vogliamo. Perché? Perché si creerebbe agli utenti stessi una grande difficoltà. La dobbiamo seguire? Io ritengo di sì, per conformarci quantomeno, per avere comunque Poi gli avvocati amministrativi, i giudici amministrativi, chiaramente, siccome fanno riferimento anche a una legge statale, fanno riferimento a una legge che è cogente sull'intero territorio dello Stato, è chiaro che potrebbero anche, in base ai casi, poter prendere un'indicazione piuttosto che un'altra. Una domanda così: se il famoso articolo 6, attività edilizia libera, che al momento non è al momento applicabile, nel testo poi approvato, votato, perché magari viene fatta una variazione all'ultimo momento, potrebbe anche diventare invece applicabile, cioè, certamente sì. E allora nei casi in cui io presento una domanda per una cosa che non è al momento applicabile e poi magari lo diventa, che succede? Succede che viene automaticamente, qualora dovesse fare una domanda oggi e la legge di conversione, cioè scusatemi, la legge di recepimento della regione siciliana viene approvata fra 2 o 3 settimane, è chiaro che è un automatismo e potrebbe beneficiare di quelle attività. Ma in questo momento noi saremo costretti a fare o un'interruzione o un'inefficacia rispetto al tipo di titolo abilitativo che chiede, e chiaramente si potrebbe anche aprire un contenzioso. Ok, inforco gli occhiali, ci prendiamo qualche minuto per rispondere. Buon pomeriggio. Per ristrutturare un appartamento c'è bisogno di un'autorizzazione? No, per ristrutturare un appartamento in base al tipo di ristrutturazione che deve fare, per opere di ristrutturazione leggera addirittura potrebbe fare una CIRA se sono soltanto piccoli movimenti interni, senza cambiare impianti in maniera devastante, senza cambiare la struttura vera e propria dell'immobile. È chiaro che se dovesse fare una ristrutturazione pesante, cambiando anche parti strutturali, è chiaro che la CIRA non basterebbe più, ma dovrebbe andare in scia. Allora, le verande, lo spostamento di un infisso che crea una cubatura in un balcone o la creazione di un servizio dove non c'era, è possibile sanarli a costi sanzionatori ridotti, visto il decreto? Ma allora, questo già potrebbe essere fatto anche oggi, infatti. Attenzione, anche con le leggi che ci stanno, che sono in questo momento cogenti. È chiaro che la nuova legge semplifica moltissimo questa attività, così per come è stata prevista, perché sono piccoli abusi e diventano degli automatismi, quasi non vengono fatte delle verifiche minuziose così come facciamo noi, perché di solito le verande sono state trasformate in ampliamenti delle stanze, no? Degli ambienti abitabili. Quindi stiamo parlando anche di una veranda che viene posta naturalmente nel balcone con un abbattimento del muro e diventa un'abitazione. Che cosa succede? Si può tentare in questo caso? Ci sono le possibilità, bisogna verificare i parametri edilizi e i parametri urbanistici se sono verificabili, chiaramente con la conformità che ancora oggi vige e senza semplificare le conformità. È possibile sanare e trasformare un locale tecnico in terrazza alto 2,40 m in uso abitativo? In questo momento sì. In questo momento sì. Con questo nuovo decreto si farebbe un recupero abitativo
Poi bisogna vedere se il locale tecnico, per esempio, è un locale condominiale, se è un locale comune a tutti. Quindi in questo momento noi diciamo sì, è possibile farlo qualora il locale sia di un unico proprietario che lo intende trasformare in altro. Ancora un paio. Ingegnere, ho fatto un cambio d'uso da C2 ad abitazione. Con opere posso sanarlo con la nuova legge? Sì, il mutamento di destinazione d'uso lo può fare. È chiaro però che è assoggettato al pagamento degli oneri concessori, perché la legge non lo esclude. Bisognerebbe vedere se ci sono, per questa fattispecie, per questo locale, se ci sono delle limitazioni dal regolamento edilizio, se ci sono delle limitazioni da altri regolamenti specifici, però così in maniera generale sì. L'ultima. Buonasera, posso sanare una copertura a scala che invece di essere 3x3 è 10x5, altezza 2,40, costruita nell'85, non sanata prima perché non sapevamo dell'abuso. Dunque. Allora, ho capito che loro hanno ampliato in sostanza la copertura di una scala, perché era il Torrino Scala e quindi avranno ampliato questa copertura della scala e diventa un ambiente molto più grande. Chiaramente lì si cercherà di verificare se c'è la conformità dell'opera, anche e soprattutto al piano regolatore vigente. Poi bisognerà capire se c'è un interesse pubblico a mantenere l'opera oppure no, bisognerebbe capire se è possibile applicare per esempio un articolo 12, ovvero nel momento in cui si demoliscono queste strutture, si crea una difficoltà, diciamo così, nella staticità del fabbricato, è chiaro che è impossibile demolirla perché si recherebbe un danno allo fabbricato stesso e quindi a volte è possibile fiscalizzare l'abuso che è stato creato. Quindi carte alla mano, bisogna verificare la legittimità che c'era precedente all'epoca della costruzione e bisogna verificare la legittimità ad oggi anche con le previsioni di PRG che ci stanno con i parametri. Che facciamo? Un'altra puntata? No, perché voglio dire, mi dispiace tanto per le persone che non hanno e non avranno risposta oggi, però io le chiedo una cosa, i cittadini possono sempre rivolgersi al comune, esiste sempre anche la possibilità soltanto di informarsi o è necessario prima rivolgersi a qualche tecnico, farsi supportare? Allora, dia un consiglio alla gente che ci segue, anche per non ingolfare un po' i vostri uffici. Il privato deve sempre ascoltare un tecnico di fiducia prima di venire al comune, perché purtroppo il comune chiaramente non fa servizio di diciamo così, consulenza ai privati. Certo. Noi diciamo se sì o no rispetto ad una pratica che ci viene posta, quindi noi facciamo un'attività di vigilanza, sorveglianza e se vuole anche di controllo delle pratiche. È chiaro che loro si devono affidare sempre a un tecnico di fiducia perché conosce bene l'immobile, ha fatto il sopralluogo eccetera, però noi 742 2014 è il nostro numero del comune. Si sta rovinando da solo. No, ma già siamo rovinati, anche perché voglio dire il telefono non fa altro che squillare. Noi abbiamo chiaramente questo sportello per dare tutte le necessarie informazioni e anche conforto a chi ce ne fa richiesta, però il primo passo è andare dal proprio tecnico. E che questa circolare diventi molto presto invece un testo. Da notizie così noi già sappiamo che ci siamo quasi. Che ci siamo già c'è il progetto di legge pronto, quindi dovrebbero approvarlo a breve. Allora, grazie ingegnere Bisignani, le auguro buon lavoro, grazie al nostro pubblico, come sempre il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani alla stessa ora, grazie ancora. Grazie ancora.